Per le interviste smart di Zenazone, il bello e il buono di Genova e della Liguria, è tornata a trovarci un'amica, Antonella Riccardi. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Antonella, tu ti abbiamo già conosciuta con City Game che ci ha fatto giocare un po' a tutti, tu sei un'eccellente guida turistica e io qui davanti a me ho una locandina splendida, coloratissima, tutta verde e bianca che dice 18° corso di cultura genovese, che diciamo subito, intanto non è una conferenza. Di che cosa si tratta? Guarda, si tratta di una conversazione intorno al tema di olio e territorio. Meraviglioso, tra l'altro l'olio in Italia, insomma nella nostra dieta mediterranea, è il nostro fiore all'occhiello. Chi sarà con te a condurre questa chiacchierata? Perché non sarai da sola. Non sarò da sola, sarò accompagnata con molto piacere da due professionisti del mondo dell'olivicoltura, ovvero sia Nino Trifiletti, che è un olivicoltore di Lavagna molto conosciuto, e Massimo Solari, anche lui olivicoltore di Chiavari. Di che cosa parleranno loro, della loro attività? Beh, certo, loro parleranno di quello che giornalmente fanno nell'uliveto e condivideranno la fatica, ma anche la passione di un lavoro che secondo me gli rende onore e gli dà proprio il ruolo di custodi del territorio. Tu sei sempre stata molto attenta alla salvaguardia del tuo territorio. Perché hai scelto proprio l'olio? Cos'è che ti ha spinto a scegliere proprio l'olio? Guarda, l'olio è una passione che è nata piano piano in relazione ovviamente al nostro entroterra. Io lavoro ormai da anni in ambito turistico organizzando pacchetti, escursioni, esperienze per soprattutto stranieri che vengono verso la Liguria e chiaramente l'attenzione si concentra sempre sulla costa. Vuoi la visita di Portofino, vuoi la visita delle Cinque Terre, vuoi Genova, ma diventa difficile portarli invece a rivolgere la loro attenzione verso l'entroterra. Che invece offre tantissime eccellenze anche l'entroterra, anzi. Tantissime eccellenze e poi se noi pensiamo a un territorio come la Liguria, se ci togliamo la nostra collina, la collina che sta dietro al mare, la nostra Liguria, ahimè, non esiste più. La maggioranza del territorio è territorio collinare che ha tutta una serie di problematiche, ma soprattutto sono immensi terrazzamenti olivetati che da Levante a Ponente ci abbracciano e secondo me è il momento veramente di dedicar loro la giusta attenzione, per tanti motivi. Ecco, a chi è rivolto questo corso? Immagino un po' a tutti, ma c'è qualcuno in particolare che ti interessa, a cui ti interessa far arrivare il messaggio? Ma diciamo che è aperto chiaramente a tutti coloro i quali sono curiosi di saperne qualcosa di più sul prodotto olio, che è un bel capitolo da aprire e ti assicuro che quando mi capita di portare i turisti a visitare per esempio i frantoi negli uliveti, rimangono veramente strabiliati per quanto apprendono su questo prodotto, che purtroppo è uno dei prodotti più diffusi e che abbiamo tutti sulla nostra tavola, ma ancora poco conosciuto. Pensare che insomma l'olio ligure per sapore, profumo è molto 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 particolare. Questo dipende ovviamente dal clima della Liguria, che è un clima pazzesco. Tu mi hai detto prima una cosa bellissima, il prodotto finale è? Il prodotto finale di fare rete territoriale è creare felicità. Creare felicità sia da parte di chi dà un servizio, quindi nel caso di un prodotto turistico, di un'esperienza turistica, è la felicità di chi ospita, ma è anche la felicità di chi dall'altra parte viene ospitato. È la costruzione di una relazione che resta e che crea memorabilità e unicità, che è quello che poi tutti coloro i quali viaggiano cercano quando sono in una destinazione e magari la sognano da tempo. Perché è così importante fare rete, Antonella?
Ne abbiamo già parlato, ma te lo richiedo ancora, perché è un messaggio molto importante che deve passare. Beh, fare rete è importante per tanti punti di vista, perché comunque in un territorio non si è mai soli. In particolar modo, per esempio, l'agente di viaggio questa cosa la sperimenta sempre, perché che cosa fa un agente di viaggio? Assembla servizi, proprio per dirla in due parole, che vengono erogati da altri. È chiaro che se non c'è una condivisione in ambito territoriale non si riesce a creare questo prodotto finale. Quando poi pensiamo all'olio, beh, fare rete è una cosa pazzesca, perché significa che l'olivicoltore fa il suo lavoro e preserva il territorio, mette sulla tavola, cioè produce un prodotto, arriva diciamo alla produzione di un prodotto che arriva sulla nostra tavola e ci permette quindi di stare in salute proprio perché lo utilizziamo. C'è tutta poi la difesa, la salvaguardia del territorio. Pensiamo per esempio in ambito di olivicoltura cosa significa coltivare l'olivo in una regione come la Liguria. Significa innanzitutto creare il terreno sul quale gli ulivi possono crescere. Questo significa ricostruire i muretti a secco. Meraviglia. Per cui c'è veramente, fare rete è veramente la base per potersi presentare sia a livello turistico ma anche a livello di promozione di una regione come la nostra. Ecco. Invitiamo tutti quindi a partecipare al 18° corso di cultura genovese. Dove sarà e quando sarà? A che ora? Allora, sarà a Chiavari, nell'auditorium di Largo Pessagno. Tra l'altro devo ringraziare l'Associazione Culturale Ucastello nella persona del suo presidente, che già da un po' che mi chiedeva, dai, vieni a Chiavari, parlaci di qualcosa, che noi siamo sempre interessati a tutti gli argomenti territoriali. Allora, insomma, dopo un po' di corteggiamenti, così ho deciso che poteva essere carino portare questa esperienza, e per questo devo ringraziare l'associazione, veramente, l'Associazione Culturale Castello, che è sempre molto attiva sul territorio. L'orario dell'incontro è alle 16:30. Antonella, raccontaci un po' come sarà strutturata questa interessantissima conversazione. Sarà un dialogo, oserei dire interattivo, tra diciamo i relatori e il pubblico che interverrà. Quindi ci sarà un modo di interagire reciprocamente, molto esperienziale, però non vi voglio anticipare altro. Diciamo che l'incontro sarà diviso in 3 grossi blocchi. La prima parte ovviamente riguarderà l'offerta turistica territoriale legata all'olio extravergine di oliva. La seconda parte invece sarà dedicata ovviamente agli altri 2 ospiti presenti, i nostri olivicoltori, che ci spiegheranno cosa succede nelle 4 stagioni dell'anno all'interno di un uliveto, perché portare sulla tavola l'olio extravergine di oliva significa lavorarci anni e anni nell'uliveto, quindi con loro capiremo anche quali sono le difficoltà che si incontrano ogni giorno e che loro devono fronteggiare, e qual è soprattutto la passione che li porta ad andare avanti di anno in anno. E la terza parte invece sarà quella un pochettino più dedicata alla tavola, con l'approfondimento di quelle che sono le caratteristiche dell'olio extravergine di oliva e dell'olio DOP, e come fa un consumatore a portare un prodotto di qualità sulla propria tavola. Allora vi aspettiamo tutti lì e in bocca al lupo. Grazie ancora per questo evento che hai organizzato, grazie mille. Viva il lupo e viva l'olio d'oliva. Ciao Antonella. Ciao, grazie a Zenazon.